Veneto ancora zona gialla ma con grande attenzione. L'aver prorogato il divieto di spostamento tra le regioni fino al 27 marzo da parte del Consiglio dei Ministri la dice lunga su quanto sia ancora alta la preoccupazione sulle dinamiche del contagio. A preoccupare ulteriormente la crescita delle percentuali del virus nelle sue varianti brasiliana, sudafricana, nigeriana ed inglese. Nel Vicentino prevale quest'ultima, 3 sono gli ultimi casi accertati. La variante inglese oggi c'è, la sappiamo, da noi circola attorno al 17%, forse circolava già durante la seconda ondata, quindi l'ondata di novembre e dicembre. Il vaccino rappresenta l'unica arma e l'arma fondamentale che noi abbiamo. È per questo che noi stiamo rincorrendo il più possibile la possibilità di avere più vaccini per poter proteggere e mettere in sicurezza più popolazione possibile. Nell'attesa di nuovi approvvigionamenti, intensificati gli screening, in particolare nella popolazione giovanile. Dopo i test alla Movida, annunciata la partenza a breve anche a quelli nelle scuole. Oggi noi abbiamo la necessità di avere ancora la responsabilità e l'attenzione massima. Stiamo vedendo cosa è successo anche nelle regioni vicino a noi, quindi tutte le misure che noi possiamo mettere in campo per cercare di far passare i messaggi più corretti, e quindi quello del distanziamento sociale, dell'utilizzo della mascherina sempre, dell'insolazione delle mani diventano fondamentali, e anche la misura dell'ultima ordinanza, quindi che prevede nei locali solo seduti col distanziamento dalle 15 in poi, va in questa direzione.